Buongiorno, ben ritrovati. È il 16 dicembre, ci sono tante cose di cui parlare anche oggi e alcune di cui nessuno parla invece che abbiamo affrontato ieri sera a Ringa, avevamo già pubblicato sul sito ferdinandoavarino.it, lo rifaremo oggi con un video che è davvero vi colpirà, insomma, perché è qualcosa che non sappiamo e che entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2021 e lo vuole l'Unione Europea. Buongiorno Sabri, buongiorno Rina, tutti, Franca. Allora, il 16 dicembre, ovviamente oggi sui giornali cosa c'è? Il tema Renzi e i suoi penultimatum, la mortalità per quanto riguarda il Veneto, c'è il tema del MES rilanciato, c'è il vaccino che arriva prima e quindi tutta Europa si metterà d'accordo per iniziare la vaccinazione insieme, addirittura forse entro la fine di questo dicembre. C'è la polemica poi sui tamponi ancora una volta. Adesso iniziamo invece da quello che abbiamo domandato ieri sera ai nostri telespettatori, cioè secondo voi questo sistema delle regioni è fallito, dei colori, è fallito o no? Perché secondo me nella condizione in cui siamo adesso, dopo aver detto, ne abbiamo già parlato più volte in questi giorni, aver detto facciamo i sacrifici adesso, buongiorno Giuseppe, facciamo i sacrifici adesso per stare meglio un po' a Natale, grazie Rina di cuore, facciamo i sacrifici adesso per essere un po' più liberi a Natale, poi prevediamo dei sacrifici a Natale, dopodiché quei sacrifici forse non li facciamo, li decide il Parlamento perché il governo non vuole prendere una decisione perché ha paura di rivolte, di una mancata tenuta del paese, perché tutti siamo arrabbiati, insomma una decisione non riescono a prenderla. Il risultato di adesso è che appunto si va verso la zona rossa, forse addirittura anticipando il coprifuoco alle 20, si diceva alle 18 anche ieri, ma non ci sarebbe probabilmente questo scenario, ci sarebbe invece qualcosa di molto più simile al colore arancione, quindi l'impossibilità di spostarsi tra i comuni, ma insomma ancora non si sa, siamo a mercoledì, bisogna incidere, dicono, sul prossimo weekend che sarà quello della corsa ai regali, ma insomma sono tutte cose di cui abbiamo già parlato anche nella giornata di ieri, ma sulle quali purtroppo non c'è novità, tranne una. E qual è questa novità? Che il comitato tecnico scientifico che deve suggerire al governo cosa fare in queste condizioni si spacca, quindi ha due versioni completamente diverse. Ciao Filippo, buongiorno, ben trovato Nico. Che cosa ci stanno dicendo? Che qualcuno sostiene che il sistema delle regioni sia fallito, che qualcun altro invece sia necessario consentire una maggiore libertà, ancora invece un'altra versione che è la solita, poi quella che fa riferimento anche ad alcuni ministri come Boccia, Franceschini Boccia, che anche ora ribadisce come sia meglio una maggiore chiusura adesso. Bene, il risultato ieri sera mi pare del sondaggio di Ringa sia attorno all'86% che dice che questo sistema dei colori delle regioni è fallito. È vero che il giallo, in base ai dati e alle performance del Veneto, lo ha stabilito il governo, il Ministero della Salute, però il Veneto oggi è in difficoltà oggettive, almeno nei numeri, anche se qui c'è un confronto, un litigio a distanza con lo stesso Ministero, perché per la positività su tamponi il Veneto continua a dire che siamo scesi, addirittura mi pare ieri nel comunicato arrivato durante Ring al 6,8%, quindi una percentuale bassissima, perché il Veneto considera questa stessa percentuale includendo i tamponi rapidi. Apriti cielo, sui tamponi rapidi ancora c'è questo famoso contrasto per cui li hanno autorizzati, ma in realtà non sarebbero attendibili, pure sono certificati. Allora l'opposizione su questo punta dicendo il Veneto ha fatto un utilizzo eccessivamente massiccio di questi tamponi che vanno bene quando c'è un cluster da individuare, poi in realtà possono essere fallibili come tutti, ma molto più fallibili secondo loro, eppure sono certificati, Spallanzani, Istituto Superiore di Sanità e via dicendo. Bene, anche sui numeri ne abbiamo parlato 1000 volte, è un macello, non riusciamo a capirne e a uscirne. Però un numero mi sembra abbastanza chiaro. Ieri ho visto contestare, buongiorno Luciana, anche questi dati che abbiamo anticipato ieri sulla pagina, che riguardano i decessi nel Veneto, per esempio, nel 2020. Considerando una cosa, che anche il Friuli Venezia Giulia, che è stato arancione per 2 o 3 settimane, non ricordo neanche più, non è che
sia in una condizione celestiale, definiamola così, perché la difficoltà è in tutte le regioni. Ci sono esperti che dicono in questo momento tutte le regioni dovrebbero essere rosse, perché non stiamo abbassando la curva così come ci aspettavamo. Evidentemente il sistema è fallito, così come dice l'86% dei telespettatori di Ring. Più 44% di decessi rispetto alla stima dei 3 anni, ai dati dei 3 anni precedenti, nella seconda parte di novembre del 2020. Buongiorno generale, quindi più 44% di decessi, non stiamo parlando di solo Covid, stiamo parlando dei decessi in Veneto, più 44% nei giorni 16-30 novembre. È addirittura peggio della punta della prima ondata di marzo e aprile, quando là si è raggiunto il 29%, il 36% in quei mesi lì di maggiori decessi rispetto ai tre anni precedenti. Bene. E ho visto ieri, quindi nel dato annuale dice il servizio di prevenzione della Regione Veneto con la dottoressa Russo, oggi vediamo cosa dirà Zaia in diretta alle 12.30, ma da gennaio a novembre fino ad adesso l'incremento del 9%. Allora, questi dati, io lo so che vengono contestati, ieri li ho visti contestare ancora una volta, è solo Covid, non si muore di solo Covid. È certo che non si muore, quante volte l'abbiamo detto, quante volte abbiamo raccontato questo. Oggi ci sono anche i dati Istat che ci dicono che nel 2020 molto probabilmente supereremo i 700.000 morti, cosa che non accadeva dal 1944, quindi faremo peggio del 1944 ancora a guerra in corso, e quindi è inutile che postiamo ancora quello specchietto che dà una previsione di stima, è vecchio di mesi, e che ci dice, secondo l'Istat, i dati di morti degli ultimi anni, cosa succederà nel 2020, che ci dice, mi pare, 623.000 morti stimati, stima già superata, cioè già sbagliata ovviamente, perché abbiamo detto dove stiamo andando, e purtroppo è questo il dato. Quindi che ci sia stato un maggior numero di decessi, questo ormai è acclarato, e ho visto postare ovunque sotto questa notizia quello specchietto ancora una volta. Poi ovviamente Zaia ha chiesto ristori, perché se ancora parliamo di chiusura ancora in questo momento dobbiamo fare come la Germania e quindi a fianco metterci 11 miliardi per quanto riguarda i ristori. Ieri sera a Ring si è scatenato ovviamente il caos nel momento in cui il Partito Democratico con Pietro Bean ha ricordato, attenzione, noi siamo già al quinto decreto ristori e abbiamo messo più soldi della Germania. Il problema qual è? L'abbiamo detto 1000 volte che abbiamo considerato i codici Ateco invece di fare una stima per tutti sul calo del fatturato. Poi mi direte che c'è chi evade, non c'è niente, se evade prende meno rispetto al suo fatturato dichiarato, ma il problema è questo, che anche, l'abbiamo detto 1000 volte, anche le regioni gialle hanno un calo, e attenzione perché fino a pochi minuti fa in realtà proprio sul tema del fatto che sono le persone della mia età, chi è più giovane di me, chi è poco più grande di me, che fa girare il virus, l'ha detto la dottoressa Russo molto chiaramente ieri, magari avendo meno impatto ovviamente su di noi, però può causare, l'abbiamo detto 1000 volte, delle serie difficoltà per chi ha più anni di noi, e quindi un maggiore rischio, magari patologie, e quindi una mortalità, un rischio mortalità. Bene, questi dati sono chiari da quelli che ci ha fornito la regione. Ieri, anche adesso, mi hanno segnalato, per esempio qui a Trieste, in Viale 20 settembre, assembramenti, molti giovani si ritrovano lì, il caffè la mattina e non so che cosa fanno, adesso andremo a vedere, però è proprio questo il problema, cioè dobbiamo evitare che ci siano questi assembramenti eccessivi. Per quanto riguarda i tamponi, l'abbiamo spiegato, c'è un'intervista oggi molto interessante anche mentre vengono chiesti 10 anni di reclusione per Zonin sullo scandalo e il processo per Banca Popolare di Vicenza. Sulla Stampa invece Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo, quindi numero 1, un grande amministratore di una banca che è più importante nel nostro paese, parla di povertà come priorità nel nostro paese. C'è però una cosa che non viene detta in questa intervista di direttore Massimo Giannini, che vi racconteremo tra poco, guardate che farà arrabbiare, l'abbiamo detto ieri sera a Ring. Fantastico Renzi, adesso ci arrivo, prima c'è Sangalli, per quanto riguarda il Confcommercio, una delusione il cashback, dicono, a parte che ci hanno autorizzato a fare una cosa, andare a spendere, andare nei negozi, dopodiché, ciao Cristian, dopodiché
si lamentano se siamo andati nei negozi. Però insomma ieri sera il sindaco di Treviso Mario Conte ci ha dato una stima: 61.000 veicoli entrati a Treviso sabato, 76.000 domenica, quindi persone che evidentemente lì non dovevano stare o sono andati comunque a popolare ulteriormente un centro storico che in realtà è abitato da 8.000 persone. Quindi a Treviso si è vissuto, così come in altre città del nostro paese, sensibilmente questo aumento delle persone che andavano lì a fare gli acquisti. Sangalli dice: impatto minimo del cashback, ma porta assembramenti questo risultato. Non so che cosa dobbiamo fare, se compriamo online non va bene, se facciamo il cashback non va bene, quindi non so anche i commercianti che cosa vogliono. Iscritti per quanto riguarda il cashback fino ad adesso 5 milioni di persone per 6,6 milioni di transazioni già fatte, valore 26 milioni, ma Sangalli dice meglio tagliare le tasse, così queste persone poi i soldini li vanno a spendere. Persino il vescovo di Treviso oggi, mi pare, sul Corriere del Veneto dice che dal governo noi facciamo la nostra parte, ma servono decisioni chiare, e questo l'abbiamo detto 1000 volte. Il caso Renzi, fantastico. Far cadere il governo, dice Renzi, che nella sua notizia di ieri, nel suo articolo di ieri, nelle sue comunicazioni social aveva detto: i ministri sono pronti a lasciare, a dimettersi. Far cadere il governo, non ci penso proprio, ha detto Matteo Renzi, i famosi penultimatum di Matteo Renzi. Ma allora vale tutto, capite? Cioè, alla fin fine ognuno può dire quello che vuole, dopodiché tanto non accade nulla. Quindi il penultimatum di Matteo Renzi, ancora una volta, con il suo 2,5% stimato nei sondaggi, però molti parlamentari e senatori, oggettivamente mette in ostaggio il governo. Poi per dire cose giuste, cioè che la governance, cioè chi decide sul recovery fund non deve essere un gruppo ristretto o allargatissimo di funzionari, ma deve coinvolgere le migliori menti, magari anche l'opposizione, per ragionare sul futuro del nostro paese devono essere coinvolti tutti. Allora questo, l'avevamo già detto settimana scorsa, deve riguardare anche le regioni, quindi anche i governatori devono discutere dei propri recovery fund insieme alle opposizioni in regione. Ma insomma, alla fin fine oggi c'è anche un'intervista della Boschi sul Gazzettino, quindi immagino il Messaggero eccetera, e ribadisce come siano pronti i ministri invece a dimettersi. Ma cosa c'è dietro? L'abbiamo già detto, oltre alla scelta di chi sarà in campo per il nuovo nome del capo dello Stato e quindi al Parlamento in seduta riunita e chi avrà questa maggioranza. Non sono solo i ministeri, oggi lo racconta mi pare Repubblica, la carica alla fine al quale ambiscono molti, non è solo il tema dei servizi segreti, quindi togliere a Conte quella responsabilità perché è un accentramento eccessivo, ma è il nuovo numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, i soldini dello Stato. E quindi adesso in mano una persona vicina al Movimento 5 Stelle, immaginate un po' di chi si fa il nome anche per questa possibile carica dai prossimi mesi, Domenico Arcuri, quindi potrà fare anche quello, ma intanto ovviamente Matteo Renzi credo che guardi un po' più a quello che è una delle cariche più importanti nel nostro paese. Bene, l'ultima cosa che vi voglio dire farà incazzare davvero tantissimo è questa cosa del rischio default. Ne abbiamo parlato ieri sera con l'avvocato Paolo Quaggetto, esperto di diritto bancario a Ring, e oggi la riprenderemo sul sito ferdinandoavanino.it perché la possiate sapere. Allora, io la spiego sicuramente, Arcuri One Man Show, sì, tutto lui, male, ma dopo la risentirete sul sito. Se dal 1° gennaio c'è una facilità maggiore del rischio default, quindi per correntisti, cioè per privati e aziende. Attenzione, perché? Quindi nell'anno del Covid, con 65.000, non so quante aziende a rischio fallimento, con un paese in forte difficoltà come in tutta Europa, con le banche che stanno dicendo al governo attenzione, questa roba è pericolosa, le banche lo stanno dicendo, non si fa nulla, nessuno ne parla. Dal 1° gennaio se andate in rosso di 100 euro e quel rosso non lo ricoprite entro 90 giorni, siete segnalati immediatamente alla centrale rischi, con tutte le conseguenze che ci sono. Può valere poco magari per un privato, ma sicuramente molto pesante. Vale moltissimo per un'azienda che se ha uno scoperto, un rosso di 500 euro, rischia questa segnalazione alla centrale rischi. Un fallimento molto più facile, perché dopo a catena c'è un impatto, come potrete immaginare, su tutti i conti, i fidi, i mutui aperti. Questo anche se tu hai per esempio un conto corrente che sta in qualche maniera spegnendo e il contante lo hai da un'altra parte. Quindi anche in quel caso vale, perché quello rosso conta sulla tua fedina
economica, la possiamo definire così, fiscale, e quindi questo è un problema enorme. Vale dal 1° gennaio del 2021, nessuno ne parla. Bene, ci vediamo domani a Ring su Tele4 alle 21 come sempre. Grazie a tutti, buona giornata, e anche sul sito ferdinandoavarino.it. Ciao!